Martedì avremo la possibilità di capire i criteri, perché non sono stati fissati i criteri. Secondo quello che pensiamo noi, siccome non è stata cambiata la legge, quindi i criteri saranno in base alla legge che quella del FIR, la 145 del 2018. Patrizio Miatello, dell'Associazione Ezzelino Terzo da Onara, ribadisce che non solo martedì si riaprono i termini per i ristori per i 10.733 risparmiatori danneggiati dal tracollo delle ex popolari di Vicenza e Veneto Banca, ma sottolinea anche gli errori da non commettere di nuovo. Chi ha sbagliato il reddito, esempio sono 3.500, se queste persone che hanno sbagliato il reddito patrimonio poi rifanno lo stesso errore, attenzione, perché noi quando abbiamo combattuto per voi, che in base al DPR 445 del 2000 con le autocertificazioni potevate essere denunciati dal MEF per mendacio, se rifate l'errore, questa volta non vi salva nessuno. Se chi ha sbagliato inserire invece di 1600 titoli ha messo 160, che è il petitum, attenzione, perché se voi andate o fate la domanda voi stessi o ve la fate fare dalla stessa persona che ha sbagliato la domanda, non avete la possibilità di dichiarare: mi hanno sbagliato la domanda, quindi non sono stato io a sbagliare, è stato qualcun altro.